L'investimento è stato inevitabile perché il povero eritreo era già immobile sull'asfalto, tanto che la macchina non ha i segnali di un minimo urto e l'indagato in ogni caso non è fuggito. Gli avvocati Luigi Troia e Giacomo La Russa chiedono al Tribunale del Riesame di annullare l'ordinanza cautelare a carico del 34enne Alfonso Cumella di Realmonte, accusato di omicidio stradale. L'inchiesta è quella che scaturisce dalla morte avvenuta nella notte fra il 3 e il 4 settembre dell'eritreo Syed Anwar, ventenne appena fuggito dal centro di accoglienza di Villa Sicania, investito da un'auto sulla statale mentre tre poliziotti, due dei quali rimasti feriti, tentavano di bloccarlo. Il PM Chiarabisso gli contesta di non aver tenuto una condotta di guida prudente, con particolare riferimento alla velocità. Cumella si è difeso e ha negato pure, in occasione dell'interrogatorio di convalida dell'arresto davanti al GIP Francesco Provenzano, di essere fuggito all'alte dei poliziotti, che, sostiene l'accusa, gli avrebbero intimato di fermarsi vedendo arrivare la Volkswagen Touareg ad alta velocità. La difesa adesso chiede di annullare il provvedimento, dando una diversa ricostruzione dei fatti. L'udienza per discutere il ricorso della difesa è stata fissata per il 23 settembre. La procura intanto ha disposto degli accertamenti tecnici per ricostruire la dinamica, che saranno eseguiti dall'ingegnere Venereo Torrisi. Agli atti dell'inchiesta anche un video amatoriale di qualità, comunque non eccelsa. Nel procedimento è subentrato anche uno zio della vittima, che ha dato incarico all'avvocato Leonardo Marino di tutelare i propri interessi. La difesa dell'indagato ha nominato come consulente di parte l'ingegnere Nicolò Vassallo.